Sono il dottor Franco Chioffi, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia dell'azienda Ospedale Università di Padova. A questa unità operativa fa riferimento tutto il territorio della provincia di Padova, più tutta la quota di pazienti che giungono alla nostra osservazione da fuori regione per alcuni settori o patologie specifiche verso i quali la nostra unità operativa offre cure di comprovata eccellenza. Le lesioni espansive della base cranica costituiscono uno dei settori più stimolanti ma anche più tecnicamente difficili della neurochirurgia. Si tratta infatti di raggiungere ed asportare lesioni espansive, cioè tumori cerebrali, che non nascono nel cervello ma nascono dalla base cranica e dai suoi rivestimenti meningei, per cui si tratta di meningiomi o neurinomi, i quali sono localizzati nelle sedi più nascoste e protette del nostro cranio. Pertanto, a partire dall'approccio chirurgico, che è particolarmente difficile ed insidioso, noi ci troviamo a dover lavorare in campi molto profondi, con pochissimo spazio, e a dover rispettare strutture vascolari e nervose di estrema importanza dal punto di vista funzionale. Questo tipo di interventi sono interventi eseguiti in microchirurgia, il che significa che ci avvaliamo di strumenti ottici quali microscopi operatori che ci consentono di avere una enorme magnificazione dell'immagine e di lavorare a grande ingrandimento in campi profondi. Un grosso passo avanti nella neurochirurgia è stato di recente compiuto attraverso l'introduzione di sistemi ottici di visione tridimensionale che consentono da una parte di lavorare in posizioni molto più ergonomiche, quindi di ridurre l'affaticamento del chirurgo, soprattutto quando ci sono interventi molto lunghi, e dall'altro di avere una visione ancora più magnificata, un'immagine ancora più chiara delle strutture profonde, quindi riescono a far convogliare la luce e a focalizzare la magnificazione dell'immagine in campi veramente profondi, e ciò ci consente di raggiungere zone del cervello che assolutamente senza questi ausili non sarebbero possibili da raggiungere. Questa è stata una delle acquisizioni che l'azienda Ospedale Università di Padova ci ha messo a disposizione di recente, e il tutto rientrava in un upgrade delle nostre sale operatorie che oggi hanno raggiunto un livello di dotazione tecnologica di assoluta eccellenza. La base cranica è costituita da 3 compartimenti, la fossa cranica anteriore, la fossa cranica media, la fossa cranica posteriore, e le lesioni che maggiormente si trovano in questi compartimenti sono meningiomi, partendo dalla parte anteriore, meningiomi della fossa cranica anteriore, meningiomi dell'osso olfattorio, del tubercolo sellare o dell'area perisellare, che possono quindi comparire per primi come un difetto visivo, una riduzione del campo ottico, un abbassamento drastico dell'acuità visiva. Poi abbiamo i tumori della regione sellare, quindi sono tumori in prevalenza costituiti da adenomi ipofisari. Questi vengono approcciati attraverso un approccio endoscopico transnasale, oppure appartengono sempre a quest'area altri tipi di tumore, come per esempio i craniofaringiomi. Nella zona fossa cranica media e posteriore, anche qui la prevalenza è di lesioni extrassiali, cioè vuol dire lesioni, tumori, generalmente di natura benigna, in maggior parte, che non nascono dalle strutture del sistema nervoso centrale, ma nascono dall'involucro che riveste il nostro sistema nervoso centrale, ovvero la dura madre, oppure partono da nervi cranici, come per esempio i neurinomi dell'acustico, i neurinomi del trigemino. Quando parliamo di tumori cerebrali ci riferiamo essenzialmente ai gliomi, cioè a tumori che nascono dalle strutture del cervello. Questi tumori possono essere classificati in tumori a basso grado. Basso grado non vuol dire proprio basso grado di malignità, ma diciamo a lenta evoluzione, e per poi sconfinare in tumori
più aggressivi, i gliomi anaplastici o inglioblastomi, che sono i tumori cerebrali più maligni. La difficoltà di questo tipo di chirurgia è legata soprattutto alla sede in cui questi tumori si sviluppano, poiché quando si sviluppano in sedi cosiddette eloquenti, cioè in zone del cervello che hanno una funzione prevalente in alcuni tipi di funzioni, ovvero il linguaggio, ovvero la visione o la motilità di una parte del corpo, dobbiamo fare un accurato bilancio intraoperatorio tra quella che è la massima resezione possibile nel mantenimento però dell'integrità neurologica del paziente. Questo bilancio non è semplice da fare e quindi abbiamo bisogno in sala operatoria in taluni casi di vari strumenti. Alcuni strumenti sono legati ad acquisizioni tecnologiche, neuronavigazione, ecografia intraoperatoria. Tra parentesi, la nostra unità operativa è l'unica del Veneto ad avere questo tipo di device, di strumento. Abbiamo delle fluorescenze, cioè delle sostanze che l'anestesista può iniettare durante l'intervento e che vanno a fissarsi sulle cellule tumorali in modo tale da evidenziare bene la lesione tumorale rispetto al cervello sano. Questi sono tutti strumenti molto utili, però dal punto di vista della funzione del paziente, la prova del 9, cioè avere la certezza che non stiamo andando a disturbare e a ledere funzioni specifiche importanti, in queste situazioni il risveglio intraoperatorio del paziente è lo strumento, è la situazione più sicura per garantire l'integrità neurologica dello stesso. L'intervento inizia in anestesia generale, quindi il paziente assolutamente ha una condotta anestesiologica identica agli altri interventi e poi quando siamo nella fase critica di asportazione della lesione viene gradualmente alleggerito mantenendo una totale analgesia e sedazione del paziente, ma sufficiente però a far affiorare il suo stato di coscienza e quindi a consentire al paziente di eseguire alcuni compiti come riconoscere e denominare certi oggetti, muovere un braccio, un piede o valutare il suo campo visivo durante l'asportazione della lesione. Questa è la prova del 9 che noi possiamo spingerci fino a un certo punto e quindi riuscire o a rimuovere completamente il tumore, che dal punto di vista oncologico è il gold standard, è il massimo di quello che possiamo ottenere, oppure fermarci lasciando e affidando alla radioterapia il residuo che dobbiamo lasciare in situ per non ledere alcune funzioni importanti. Non ci sono solo i tumori cerebrali, ma ci sono anche situazioni di tipo diverso, e voglio citarne alcune, sono i conflitti neurovascolari. Il conflitto neurovascolare più tipico è la nevralgia trigeminale, un altro molto frequente è l'emispasmo facciale. Si verificano perché un'arteria, più raramente una vena, va in contatto, in conflitto con un nervo e con la sua pulsazione lo irrita, determinando la nevralgia. In questo tipo di situazioni l'intervento è la separazione, sempre con tecnica microchirurgica, delle due strutture, allontanandole una dall'altra e interponendo tra di loro un piccolo cuscinetto, frammento di muscolo, oppure ci sono altri tipi di risoluzione del conflitto, ma in sostanza allontanando le due strutture risolviamo immediatamente il disturbo trigeminale o l'emispasmo del facciale. La patologia vascolare di competenza neurochirurgica è caratterizzata dagli aneurismi cerebrali e dalle malformazioni angiomatose che possono essere di vario tipo, angiomi arterovenosi oppure angiomi cavernosi. Gli aneurismi cerebrali possono raggiungere la nostra situazione in situazioni completamente differenti, ovvero a seguito di una rottura e quindi di un evento ictale con un'emorragia
generalmente un'emorragia subarachnoidea oppure anche un ematoma intracerebrale, oppure possono essere riscontro incidentale legato alla diagnostica che oggi è sempre più diffusa e anche di alta definizione, che intercetta queste malformazioni vascolari prima che si sia verificato un evento emorragico. Immaginate un aneurisma come se fosse la mia testa, è una dilatazione sacciforme della parete di un'arteria, il mio tronco è l'arteria principale e le mie braccia i rami di biforcazione. Noi dobbiamo andare ad escludere questo aneurisma chirurgicamente mettendo una clip che strozzi l'aneurisma sul colletto e che quindi lo escluda completamente dal circolo. Altre alternative di trattamento possono essere di tipo endovascolare, ovvero dall'interno del lume del vaso il neuroradiologo va a porre all'interno della sacca aneurismatica delle coils con delle spirali e cerca di obliterarlo dall'interno. Oppure si possono inserire degli stent di vario tipo all'interno del lume del vaso, rallentando il flusso che va a sbattere, diciamo, nella parete aneurismatica, che è un punto di maggior debolezza dell'arteria. Per certi tipi di aneurisma è più indicato il trattamento chirurgico, per altri il trattamento endovascolare, per altri, diciamo, si possono proporre entrambe le opzioni. Certamente l'intervento chirurgico con la chiusura ermetica dell'aneurisma e la preservazione del flusso sulle arterie è l'intervento più risolutivo e definitivo, mentre per via endovascolare bisogna avere un follow-up molto continuo nel tempo, in quanto l'aneurisma può riabitarsi e quindi può di nuovo rompersi. Un'altra patologia, per me molto stimolante e direi quasi intrigante, sono le ipotensioni liquorali. Bisogna sapere che il nostro sistema nervoso centrale, quindi encefalo e midollo spinale, è rivestito da un involucro meningeo, all'interno del quale c'è anche il liquor, il liquido cefalorachidiano che circola tra il compartimento cranico e quello spinale per poi essere riassorbito in quello cranico. Si può verificare, per motivi che ancora non sono ben chiari, una soluzione di continuo in uno dei tanti punti del rivestimento durale e ciò provoca la deplezione di liquor con conseguente ipotensione liquorale, la quale causa una serie di disturbi molto fastidiosi per il paziente, ma anche poco specifici e che quindi bisogna cercare di intercettare bene e avere il sospetto che ci possa essere anche questo tipo di patologia. Disturbi più tipici sono cefalea e vertigini, ortostatismo, stanchezza. E quindi va fatto uno studio completo encefalo e spinale della risonanza magnetica attraverso la quale noi possiamo avere dei segni indiretti dell'esistenza di una ipotensione liquorale. C'è poi da fare invece un intervento, un esame più specifico che è la mieloTAC, che chiaramente deve essere fatto con ricovero ospedaliero, ed è l'esame che va a documentare dove e che tipo di diciamo, fistola di comunicazione c'è tra l'interno e l'esterno dell'astuccio durale. A questo punto si impostano i trattamenti che partono dapprima con un blood patch, cioè l'iniezione di un certo quantitativo di sangue del paziente nello spazio epidurale, spinale, con la speranza che questo riesca a fare una sorta di collante e vada a tamponare la falla liquorale. Oppure ci può essere la chirurgia diretta se si vede chiaramente una breccia in uno dei punti, generalmente all'uscita di una delle radici spinali, e consiste proprio nella riparazione di questa soluzione di continuo. Oppure ci possono essere trattamenti di tipo endovascolare, quindi di ambito neuroradiologico, qualora la comunicazione sia tra l'interno, tra lo spazio liquorale interno al sacco durale ed una vena che di solito sta attorno all'emergenza di una radice nervosa. In questo caso viene embolizzata la vena. Negli ultimi anni la nostra casistica è notevolmente aumentata
e posso dire che assieme ai neuroradiologi abbiamo forse una delle serie più numerose in Italia per questo tipo di patologia.